Ed è stato presentato a Jesolo il bilancio del turismo nei primi 8 mesi dell'anno in provincia di Venezia. Crescono arrivi e presenze, bene soprattutto stranieri e città d'arte. Abbiamo appena salutato l'estate ed è già tempo di bilanci. A Jesolo è stato presentato l'andamento turistico in provincia di Venezia nei primi 8 mesi dell'anno e c'è da sorridere. Crescono infatti nettamente gli arrivi rispetto allo scorso anno, quasi un 10% in più, che significa oltre 6 milioni di visitatori da inizio 2011 nel territorio della provincia di Venezia, e aumentano anche le presenze, ma solo del 4%. In sostanza è cresciuto il numero di turisti che però hanno accorciato la durata delle vacanze. Ottimo risultato vista la congiuntura economica che ha imposto pesanti tagli anche alla PT di Venezia. I risultati ci hanno dato ragione, abbiamo rimodulato la nostra rete di uffici yacht, la stagione è stata buona, siamo riusciti ad accontentare lo stesso numero di utenti e siamo tutto sommato soddisfatti. Spero che lo siano anche i turisti che si sono rivolti a noi. A primeggiare sono sempre i turisti stranieri, 2 su 3 rispetto al totale, soprattutto da Germania, Austria, Stati Uniti e Francia. Complessivamente sono stati 4 milioni e mezzo, poco meno di 2 milioni invece gli italiani, da Veneto, Lombardia, Friuli e Piemonte. E a differenza di qualche anno fa, piacciono di più le città d'arte rispetto alle località balneari. Vincono Venezia e Riviera del Brenta rispetto a Jesolo e Bibbione. Noi stiamo lavorando proprio su questo, cioè su tutte le potenzialità che può esprimere il territorio a 360 gradi per allargare la stagione, allungarla, per toccare tutti quei target e quelle nicchie che oggi non sono più molto piccole, ma sono escursionisti che hanno bisogno di conoscere tutto quello che viene offerto e si equipaggiano tranquillamente e si organizzano per venire alla ricerca di cose nuove da vedere.